Amici e amiche, sono qui per denunciare una situazione vergognosa. Per l'ennesima volta il popolo veneto viene dimenticato. È ora di dire basta. È ora di alzare la testa. Ogni mattina un veneto si alza e sa che dovrà ingegnarsi più degli altri per esprimersi al meglio su WhatsApp. La nota applicazione infatti mette a disposizione più di mille emoticons. Smile, come se piovesse. Gattino che piange, gattino che ride, gattino che manda i bacini. Che palle, tante palle. Donna che non ci sta, donna che ci sta, donna che ci sta, ma che non è sicura ancora. Kiwi, peli incarniti, avocado. Sì, c'è anche un sirenetto. Ma vai Mona. No, vai Mona. Non c'è. Quante volte ci troviamo online su WhatsApp con l'esigenza di avere a disposizione questa funzionalità che ci viene negata. Vai Mona. No. Non c'è. Vergognosi. Delinquenti, schifo. Con l'amarezza di chi sa che il problema non verrà risolto a breve, perché tanto i veneti si arrangiano. Mi sono rimboccato le maniche e grazie alla mia grande capacità di adattamento tipicamente veneta ho partorito delle ottime soluzioni. La prima è una proposta dolce. La direzione chiara è espressa dal dito indice. La meta è rappresentata da una deliziosa ciambella ricoperta di un gustoso strato di cioccolato al latte e codette di zucchero. Invitante, ciao. Wow. La seconda è una proposta che incontra più i palati salati. Potete facilmente cambiare la carnagione della mano per trovare quella che più si avvicina alla vostra. Noi veneti non siamo razzisti. Pari diritti, pari opportunità. La terza proposta è più impegnativa ma inequivocabile. In quanto influencer aperto e attento alle nuove tendenze, vi propongo delle eleganti alternative. Per non fare brutta figura qualora il vostro destinatario abbia gusti diversi. E per i fan del lato B alla Kim Kardashian, cosa? Sono altri i problemi della vita?